Bentrovati. Su Repubblica del 19 luglio scorso c'era una notizia, un piccolo trafiletto di poche righe che mi ha lasciato basito. Diceva: quando da capo del governo Berlusconi si è recato in visita di Stato in Bielorussia, ricevette in dono dal dittatore Lukashenko un mucchio di carte dei servizi segreti bielorussi che operano sovente con i servizi segreti russi. Poi, navigando su internet, ho trovato che questa notizia che questa visita c'è stata nel novembre del 2009 e che la notizia sui documenti regalati al Caimano era già stata pubblicata nei media di quei giorni. Evidentemente questo fatto mi era sfuggito. Comunque la domanda su questo strano caso diventa scontata. Cosa contenevano quei documenti regalati a un uomo di Stato in visita ufficiale notoriamente anticomunista? Cosa trattano? Sono dei dossier segreti su personaggi politici italiani? Se così fosse, a cosa potrebbero servire? Forse a ricattare qualcuno? E poi queste carte dove si trovano attualmente? A Palazzo Chigi o in qualche residenza di Berlusconi? Certo, se quei documenti riguardassero uomini politici italiani potrebbero essere un'arma formidabile per chi ne è in possesso per convincere qualcuno, tra virgolette qualcuno, che ricopre incarichi importanti ed ha qualche scheletro nell'armadio a soddisfare delle richieste magari pure illecite. Se poi fossero dei personaggi politici che facevano parte della nomenclatura del PCI e occupano tuttora ruoli istituzionali e da questi documenti segreti emergessero delle prove che durante il periodo della guerra fredda tramavano con l'Unione Sovietica contro l'Italia e i suoi alleati, ricevendo anche dei finanziamenti da quel paese comunista, dovrebbero dare delle spiegazioni imbarazzanti che chiuderebbe molto probabilmente la loro carriera politica, anche se amati dal popolo. Per cui ritorno al quesito iniziale. Che uso ne ha fatto Berlusconi dei documenti che il dittatore bielorusso Lukashenko gli ha graziosamente regalato? Dove si trovano ora questi documenti? Era un regalo all'Italia oppure era un cadeau personale al Caimano? Perché c'è un altro fatto che deve farci riflettere: l'amicizia di Berlusconi con Putin, che non dimentichiamolo, prima di diventare il nuovo zar russo era un pezzo grosso dei servizi segreti sovietici, il famigerato KGB. Putin, visto il rapporto amicale che c'è tra loro, potrebbe aver donato al Caimano qualche vecchio dossier riservato del KGB sovietico che magari coinvolge qualche anziano comunista ancora presente in ruoli istituzionali importanti. Quando si dice che la nostra politica si regge sul ricatto reciproco, in questo gioco al massacro c'entrano anche quei documenti dell'ex servizio segreto sovietico in possesso di Berlusconi? Sarebbe interessante conoscere la verità su questa ennesima pagina oscura, direi, della nostra Repubblica. E ora cambio argomento. Domenica 4 agosto il PDL, dopo la sentenza di condanna definitiva a 4 anni di carcere per frode fiscale al loro padre padrone, i maggiordomi più vicini al Caimano hanno organizzato davanti alla residenza romana del condannato una manifestazione di solidarietà. Hanno così allestito un palco per comizi e chiuso la via del centro di Roma dove si trova Palazzo Grazioli e hanno pure segato un segnale stradale che gli impicciava. Quando il sindaco di Roma Marino ha chiarito che il palco e la manifestazione